Bene, darei la parola allora a Carli Pup e così continuiamo con queste aperture anche di livello europeo. Bon dopodomesdì a tutti e a tutti, come avete detto rispetto agli altri relatori, io non partenavo da scuola, quindi fuori, non so se questo sia un vantaggio o un disvantaggio, spero però di portare qualche contributo interessante. Poi anche pure, non so se per via dell'entusiasmo o perché i casi ieri in tanti di aver preparato un massa materiale, quindi se mi dio dei score ogni tanto, perché ho salto un po' di robe per non occupare tutto dopo l'inizio. Allora, tachin di una dichiarazione che ho fatto produciute dal Comitato sul Multilinguismo della Commissione Europea nel 2007, che però riesce anche di condividuto, che imparare le lingue, le competenze multilinguistiche e interculturali hanno un peso diretto sulle interessi economiche, sulle competitività, sulle occupazioni, occupabilità e sulla coesione sociale. Il multilinguismo ha un valore importante per la società delle persone e perché squadre, le lingue minoritarie sono un elemento costitutivo della diversità linguistica e culturale europea. Il concetto di lingue minoritarie non ha una definizione accettabile di tutti. Sono tante le definizioni. Le carte europee di lingue regionali sono minoritarie dal Consiglio d'Europa dal 92, cui manco dice che come lingue minoritarie si intende che lingue che velate in una certa parte dal territorio di un Stato, dunque di una parte dei cittadini di che Stato che è più piccola rispetto al resto della popolazione e che dunque per una lingua diversa rispetto a quella del Stato, ma che non è né una varietà di che lingue e neanche una lingua che è nuova in questa situazione spartale dell'emigrazione. Va detto che a manco due categorie quando di queste tipologie di lingue, quindi che sono minoritari in un Stato, ma sono maggioritari in un Stato differente. No, chi ho vinto gli esempi, che nelle regioni a parte le lingue ufficiali, che è l'italiano, che per altri è presente anche in altri stati, pensiamo in Svizzera, l'italiano è una delle lingue ufficiali e nazionali, o anche le Slovenia, o le Croazie, ma che è una lingua minoritaria, ma ho vinto chi, anche sloveni, che ha le lingue di Stato interpubblica di Slovenia, e ho vinto il tedesco, anche se con varietà, in questo caso anche a mondo particolari, è la lingua ufficiale in Austria, in Germania, chiaramente in una parte di Svizzera, in parte di fatto anche tra Lussemburgo, Liechtenstein, quindi una lingua che chiama le minoritarie ogni tanto passano in perplessi. E dopo sono queste lingue che non hanno stato da ora, parce che pare sono storici, magari il livello ne hanno perduto, non è mai arrivato a formarlo. Si dopo queste armi minoritari non ho perduto, ad esempio in Francia il concetto di minoritario nella classe è quello di lingue regionali, parlo di una serie di questioni storiche. Personalmente, insieme con tanti altri, ho ignoro il termine minorizzato. Una lingua è minorizzata, in tal senso che non è naturale essere minoritari, è il risultato di processi storici e sociali. Anche perché se un mi vede dal catalano, che ha rivelato di passa 6 milioni di persone, viene di più dal danese, anche lì c'è un fatto quella di una lingua minoritaria, anche un'altra lingua come il danese invece è lingua ufficiale dell'Unione Europea, non si infila dal maltese. Anche lingua ufficiale dell'Unione Europea e alle rivelate di manco persone che erano furlane.
Dunque, sono concetti relativi. Allora, noi intanto di solito, come questi slanghi, a una cartina politica che dai stas e così sta usando un po' a pensare che a ogni stato corrisponde una lingua. Chiaramente la realtà è da tutto differente e su queste cartine qui sono dimensioni che è le varietà delle slanghi svelate. Chiaramente chi bisogna, quando si possono le cartine, bisogna dare un confine preciso, in realtà i confini precisi non sono, proprio perché i concetti che si diceva anche prima, tanti svolti se sono sovrapposizioni linguistiche. Sul plan d'Europa non vi una normativa specifica di tutele per slanghi, ma vi due documenti importanti fatti dal Consiglio d'Europa, uno citava già prima che è la Carta Europea di slanghi regionali sono minoritari, che altro è la Convenzione di Suace per protezione delle minoranze nazionali, le cui parti le sono ratificate, firmati prima e ratificati dopo, ma che non succede perdut. Lo Stato italiano, per esempio, ha firmato e ratificato le convenzioni, ma ha firmato e non l'ha ratificato le Chiarte Europee di slanghi. E non si facile di confondere anche chi desperalis, cioè lenghi regionali, minoritari, minoranze nazionali, così in realtà te vale in perdut. Per esempio, Stato italiano diceva la ratificare la Convenzione per protezione delle minoranze nazionali che si applica a tutte le comunità minorizzate riconosciute in Stato italiano, quindi anche i furlani. Non è che però lì minoranze nazionali si dice allora i furlani sono fuori, al Val Parducchia. Per quanto riguarda il CUR, così dal tema che sono stata qui invitata presentare, che è dei modelli scolastici, bisogna dire che ho vinto una vorrei di modelli scolastici differenti. In maniera un'evore sintetico, con la RSD che hanno sostanzialmente tre grues, che è immersione, là che le lingue minorizzate vengono prate come lingue veicolari, in forma maggioritaria, che i bilingai, la che è presince quasi compagne di lingue minorizzate e lingue statali, e che è la che è presente le lingue minorizzate come materia di insegnamento. In qualche caso, le stesse lingue dovrate per insegnare, in qualche caso no. Esiste il quarto caso perché là che le lingue esistono, ma non sono presenti in queste scuole. Faccio un esempio, le grece ha diverse minoranze linguistiche, ma in Grecia non si ha nessuna misura di tutele, ma non si considera che esisti da un punto di vista formale e sostanziale, e cui rivendica l'esistenza di queste minoranze a rischio, se lo fa in maniera masse convinte, anche di là in prigione. Dunque lì, di quelli che hanno insegnamento delle lingue minorizzate, se di l'arumeno, se di l'albanese, se di il macedon o il pomac, non ti interessa. Non esistono soluzioni buone scarducche, nel senso che ognuno ha di sperimentare quel che è il modello migliore che sono realtà specifiche. È importante, è fondamentale chiaramente le funzioni istituzionali, cioè c'è che il Stato o in qualche caso le regioni autonome e che ha competenze in primaria in materie scolastiche e decide. L'elemento cui ha quel che al dà, ma anche formalmente una garanzia è che da riconoscimento di co-ufficialità di una lingua. Non è sufficiente, il caso irlandese è emblematico, il gaelico irlandese è la lingua nazionale e ufficiale di Irlanda, ma l'Ufevelling onde un po' di loro. E naturalmente, sul piano istituzionale, questo significa che non dome garantire una legislazione, strumenti che coventi, ma coventi anche finanziamenti, naturalmente, per permettere a
che si misuri si entra in vigore, come le pianificazioni linguistiche e tutta una serie di altri ropis. A 11 settembre del 2013 ho avuto davanti dal Parlamento europeo una risoluzione sugli slang minorizzati d'Europa e sulle diversità linguistiche che sburda proprio da infortire l'insegnamento di slang minorizzati sulle metodologie migliori per studenti in maniera di sviluppare una vera cittadinanza europea che si rifondava sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico. E si dice insegnate lingue materne, o lingue proprie, e la maniera migliore per garantire che si impari. Ho fevelato prima di territori, cioè di lingue che vengono fevelate di alcune parti del territorio, claminis region storici, claminis in testa spagnola, claminis nazionalità, sono tanti senti che le maniere di far fevelare, però non tutte le lingue si partecipano in questo status qui. L'esempio più numerosi, ma qui in Europa, alle che dal romani o romanes vengono le lingue dai Roma che non hanno un territorio storico di Vinince, ma sono sparniciati di tanti sbandi, anche se in qualche stato, per esempio l'Ungheria o le Romanie o anche le Slovacchie, disegna sono le comunità, che le comunità rome sono una buona numerose, in qualche caso fintre ma maggioritari sta che il territorio lì. Ho citato prima anche il fatto che una lingua può essere minoritaria in più stati, ma maggioritaria di altre bande, noi è una questione secondaria, perché pensai dove per formazione degli insegnanti, il fatto di poter studiare in un'università, cioè io, paesi sloveni di Cala, ha studiato all'Università di Lubiane, oppure al materiale didattico. Vede il materiale didattico è già pronto. Non tutti gli stati se accettano il materiale didattico che però arrivano in altre bande. Per un caso, avevamo delle slint alle quali dal materiale didattico par albanese di che par de Serbie esiste un par de Serbie là che si vede in maniera maggioritaria per albanese è stata una disponibilità delle autorità dal Kosovo di mandare materiali didattici per albanese, ma intanto si vede di biologia, forse con test non crea problemi, ma comunque si vede di storie e disegni lì un problema molto grueso e quindi davanti alle Serbie si dice non esiste che libri vengono in Serbia perché conta una storia che è falsa, ecco. Va la resta anche il contrario, quindi libri serbi per comunità serbe dal Kosovo non si prevede. Dopo disin che citavi prima l'importanza del poi istituzionale, un discorso anche di co-ufficialità che è importante ma non sempre è sufficiente, un elemento fondamentale è la pianificazione linguistiche, in qualche caso affidate al Stato, poi di spesso alle comunità locali, soprattutto che di una certa autonomia, in particolare in materie scolastiche. Un esempio di questo punto di vista che è una cosa importante arriva proprio da sta spagnola. Ho detto prima, i modelli educativi sono tanti, a volte ci sono le a modelli scolastici presenti storicamente sul territorio, si fa sfattura, cambiamo robe qua che si le parte in avanti, parte in timpa, ma dopo dipende di tante questioni, naturalmente delle suagge legislative, delle risorse finanziarie, di troppi slang che vengono rivelati su quel territorio lì, dal numero dei studenti che vedono che vengono lì, e delle coscienze che si ha a livello locale anche, e delle coscienze anche istituzionali di questo pluralismo. All'importante conoscere ciò che succede in questi altri sbagli, perché come dicevi prima non esistono dei modelli di importare o esportare, però conoscere ciò che fanno gli altri magari aiuta, se no altri a sviluppare dei nuovi. Dicevi prima, anzi non lo dicevi io, dice anche il Parlamento europeo, in maniera migliore per imparare le lingue, che è di offrire non come per studiare le lingue in sé, ma anche per imparare le materie, che è che come non insegna su altri, si chiama con un acronimo inglese PIL.
Dopodiché mi sa anche che il modello è funzionale prima, come si dice prima che fosse inventata, questa acronimo, questa definizione. Altri elementi fondamentali è la continuità. Se uno attacca un pui lengis, dopo il passo un altro modello a calpiare una lengua, dopo il passo un altro lengua, dicono che quel sistema qui non è cambiato. E comunque, prima, le coscienze linguistiche sono ridotte dal fatto che esiste un pui lengis. Queste termini qui non lo ha inventato io, che le ideologie monolinguistiche, magari così no, per esempio tanti sbandis anche qui, per punizione. Va dite che, per esempio, mi dice un articolo, il titolo di un articolo Yesut su un quotidiano di questa regione che non tenga da ora, che ha i pericoli del bilinguismo. Ecco, anche queste elementalità dicono che si fa sfatturare in genere. Materiali didattici sono una cosa importante, in qualche caso qualcuno è più fortunato, nel senso che ha chiesi editori, gruppi che lavorano in parsore, una produzione importante. Citavi prima l'Irlanda come esempio non tan bien, ma dal punto di vista dei materiali didattici invece di fare un bel lavoro, come che lo fa a Vonde in Galles, anche se i gallesi dicono materiale didattico per inglese è di qualità più alta, vabbè, insomma, un po' mi sa. E un altro esempio importante è le comunità autonome basche. Chiaramente, come dicevo prima, è importante il materiale didattico per insegnare le lingue, ma è importante essere disponibili anche per insegnare altre materie. E dopo c'è la qualità delle certificazioni degli insegnanti. In qualche caso le gruppo anche le lingue sono un po' diverse tra di loro. Caso basco non è l'unico, ma le ha un'importanza, il basco è una lingua pre-indoeuropeana, significa che non ha nulla a cedere con nessuna famiglia linguistica che sono nate in Europa. E c'è una cognizione di basso in conto che bisogna partire proprio di zero. Anche lessicalmente è difficile farsi aiutare. Quindi qui che non è nativo, vicino, al fa di difficoltà per entrare, quindi un insegnante non è di lingue native, ha bisogno di sforzi, chiaramente di teams, di risorse, di sono più importanti rispetto a chi altri per poter avere un livello di qualità sufficiente per poter insegnare. E dunque bisogna tenere conto anche di che si è scritto, dopo sono tutti i meccanismi di certificazione che non so chi ha rivelato. E dopo è utile anche vedere prospettive professionali, perché Casa Furlan è emblematico, quindi in due il Furlan, sono altre lingue che sono magari minoritari di una banda ma maggioritari di altre bande che danno un stimolo in cui, per esempio, va bene, se il tedesco poi si utile, anche se il sloveno poi si utile. Dicono che però anche a volte i lingue che non hanno queste situazioni, che non vivono in queste situazioni che e poi rimessi comunque attrattivi, perché magari hanno delle istituzioni là che queste lingue chiedi a conto ufficiale, quindi hanno bisogno di persone che conoscono bene le lingue, di amministrazione, anche di sanità e di assistenza, però un elemento là che conosce le lingue di Intel è fondamentale.